Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato con questo nuovo video su Clash of Clans per portarvi una clan war epica. Piccola parentesi, come potete vedere non sono in stage, non sono in quella cameretta schifosa dello stage. Infatti sono a casa mia, per il semplice motivo che ho 2 giorni di riposo, perché in questi 2 giorni di riposo cercherò di fare un po' di video. Allora ragazzi, come potete vedere ho ben 10 milioni e passa di elisir normale. Perciò in teoria potrei farmi l'altra caserma nera che ora si è nascosta. Eccola qua l'altra caserma nera. Però se metto a fare questa caserma nera sono out e non potrò più utilizzare le truppe nere, perché anche l'altra è in costruzione. Perciò non la avviamo subito. Allora ragazzi, oggi sono qua per farvi vedere la mia base segreta da Clan War. È veramente epica. Come potete vedere siamo contro dei cinesi cazzutelli. Però questi cinesi cazzutelli diciamo che hanno avuto la sfiga di incontrare altri cinesi ancora più cazzutelli di loro, insomma. Allora, come potete vedere nella nostra mappa da guerra hanno fatto 2 stelle quasi a tutti, tranne al mio boss un po'... non so se avete inteso, un po', ecco. E a me non mi hanno fatto 2 stelle. Per tutti i restanti altri giocatori... Oh, anche questo qua è un altro mio zio. C'è questo qua un altro giocatore da... ma sti qua non sanno giocare, sono pirli. E vabbè. Invece noi ragazzi l'abbiamo penetrato, massacrato, infilzato e cotto e mangiato, insomma. Cheat benedetta parodi. Allora abbiamo fatto un attacco da 3 stelle. L'ha fatto Zerbo98, perciò lo salutiamo Zerbo. Bravo Monello. Allora purtroppo, dato che lui è stronzo, Zerbo98, lui è un Town Hall 11 totalmente maxato, se la va a prendere con quelli più piccoli di lui, giustamente. Sto qua è un Town Hall 10 maxato. Allora la tecnica che utilizza Zerbo98 è una Go Wii Valky, praticamente Golem, Maghi e Valkyrie. Allora ultimamente sta andando molto di moda l'utilizzo di Valkyrie, perché vabbè che hanno fatto anche un nuovo livello, ma in questo caso non ce l'abbiamo livello 5 ma solamente livello 4, perché sono stati aggiornati di nuovo un'altra volta, perché prima erano ancora più stupidi le intelligenze artificiali di queste truppe. Perciò ora come potete... Allora ragazzi, io sono dubbioso su come lanciare le Valkyrie, o tutte insieme o leggermente separate. Se tutte insieme mi metti 20 Valkyrie sullo stesso punto, non so quanto convenga. Però se li mettiamo separati le Valkyrie si vanno subito bene dire. Come in questo caso le Valkyrie tutte attaccate, si sono beccati tutte quante una bella bomba gigante e ha rischiato parecchio in questo caso. Allora il mastino in difesa ormai è in disuso, perché chi cazzo vuoi che lo usa ancora? Cioè la gente, la Go Wii ormai è passata di moda. La utilizzavo io a Natale quando scalavo. Ormai il mastino è inutile. Io direi che in difesa sono utili più Sgherri. Dato che ora la pozione veleno, appena ce la butti le tue truppe scappano via, Sgherri in difesa fanno un bordello di danno, o il draghetto, insomma. Come potete vedere in questo caso il re barbone c'ha il cazzo lungo e il mastino non gli fa niente. Tipo solletico: ciao cucciolo, dove vai amore mio? Amore mio, dove vai amore mio? E insomma facciamo per 4. Il nostro amico Zerbo98 fa ben 3 stelline scialle. Ma concludiamo questo attacco dicendo che Zerbo è uno stronzo. Sei uno stronzo, hai attaccato un Town Hall 10. Non ti vergogni? Non ti vergogni? Non ti vergogni? Ragazzi, l'altro attacco strafigo che voglio farvi vedere è quello fatto da Black Sun. Praticamente ragazzi guardate, 30 Valkyrie livello 4, 30 Valkyrie, sì, livello 5, 30 Valkyrie, ma ve ne rendete conto? Sono euforico ragazzi, 30 Valkyrie, vabbè basta, ok, sciallo. Allora il nostro amico Black prima ci mette 4 terremoto per aprire il quadrato dove c'è il Town Hall, ovviamente, così da rendere possibile l'entrata delle Valkyrie sul Town Hall. Allora guarda qua, che il golem, parte il golem e il gigante. Il gigante si va a benedire subito. Queste qua non so, queste Valkyrie non so come descriverle, sono troppo maschiaccio, io direi. Avete presente la vostra maestra delle elementari, quella stronza cattiva che vi rompeva i coglioni? Ecco, non so se ce l'avete presente anche una voi. È uguale alla mia maestra delle elementari.
uguali. Quando faceva Dai, non si fa. Dai, non si fa. Mamma mia, parlano uguali. Mio Dio, una bestia, un colosso. Vabbè, a parte questo, ragazzi, come potete vedere, le Valkyrie livello 5 sono distruttive. Purtroppo non è riuscito a fare 3 stelle perché c'erano ancora un bel po' di difese attive. Secondo me questa partita poteva essere da 3 stelle se il nostro amico Black si portava almeno 2 o 3 sgherri dietro di paraculo, perché come potete vedere tutte le difese che attaccavano le truppe aeree erano andate giù, c'era rimasto niente, solamente qualche cannone. In questo caso qualche sgherro faceva tanto comodo e le 3 stelle erano quasi assicurate. Bene, 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 ragazzi, ora vi faccio vedere la mia difesa da Clan War segreta, che ora non sarà più tanto segreta perché l'ho fatta vedere a voi. Perciò, brutti stronzi, 100.000 like come sempre. Ve lo chiedo ogni volta. Ci sarà un giorno in cui arriverò a 100.000 like e potrò dire sì, sono arrivato a 100.000 like. Vabbè, replay. Allora, ragazzi, guardate, è la perfezione. Questa è la difesa che io chiamerei perfezione. È perfetta. Non mi hanno mai fatto più di 50. Cioè, mi hanno fatto anche 2 stelle, però 50% con Town Hall proprio di culo sculato, ma solitamente non mi fanno tantissimo. Il punto forte è che c'hai il cazzone in mezzo. Quando hai il cazzone in mezzo, dato che prende tutta la disposizione del villaggio, le truppe vengono colpite sempre, sempre. E il Town Hall è sì, un po' al lato, però è sempre molto difficile da raggiungere. Se mi attaccano da sinistra, oh, guardate qua, avete visto le bombe che sono scattate? Pam, le Valkyrie sono state benedette. Ecco, stavo dicendo che se mi attaccano da sinistra, sì, prendono il Town Hall, però il 50% è difficile, molto molto difficile. Guardate qua, sono scoppiate un paio di bombe e il nostro amico stronzetto non è riuscito a prendere il Town Hall, per mia fortuna, per il semplice motivo che praticamente, diciamocela tutta, c'ho avuto culo qua, però non sapeva giocare. Ok, sapeva giocare, però ok, sono stato fortunato io, lo ammetto, perché la regina era tanto vicino. Se aveva ancora tutta la barra della vita della regina, mi prendeva anche il Town Hall. Ma dato, grazie alla posizione strategica del mio Town Hall, non è riuscito a farmi la seconda stella. Vabbè, torniamo a casa. Ragazzi, allora, oggi dobbiamo inchiappettare sti cinesi qua. Però praticamente ci hanno fatto su tutti i giocatori 2 stelle, e sul terzo li hanno fatto anche 3. Io non so, penso di tentare 3 stelle su questo. No, questo qua all'88%. Potrei tentare 3 stelle su questo qua. Che dite? Penetriamo. Incrociamo le dita. Allora, prima cosa da fare è togliere un po' di vita al gran cazzone che rompe sempre i cocomeri. Guarda quanto rompi i cocomeri. Allora, tutto qua. Speriamo che becca tutte le 2 linee di muri. Bene. Allora, golem, maghetto. Ok, ora dovrei far entrare un po' di spaccamuro, perché così fanno scattare le bombe giganti. Valkyria, go. Furia, eroi, ta, maghetti. Dai, oh, stronzetti. Se non mi fate almeno 2 stelle con una buona percentuale, io ve apro come... Dai, non so cosa, ma troverò un modo. Dai, no, dai, prendi il cazzone, dai, prendi cazzone. Non voglio che mi prendano la regina subito. Ok, il 50% non lo so. Abbiamo la regina vicino. Oh cazzo, il mio re stava per scioppare. Infiga adesso mare, sti scheletrini del cazzo, infiga adesso mare. Diciamo che sto facendo un mini fail. Ma il Town Hall ce l'ho. Ok, l'ho preso. La mia regina sta morendo. Momenti, ho abilitato l'abilità. Non penso di fare neanche il 50%. Quanto cazzo schifo faccio, porca puttana. Oh la madonna. Non prendo. Infica adesso mare, manco prendo il castello. È la Peppa Pig. Peppa Pig è uno stronzo.
Vediamo se riesco a fare qualcosa. Qualche pirla che mi chiama. Madonna, la stronzetta. Oi, vaffanculo. Oi. Vaffanculo. Oi, ma vaffanculo. Mastino di merda. C'è fio di mastino. C'è un fio di mastino. Ma vaffanculo. Cioè vaffanculo. Respira, Kai. Respira, ispira. Mi sono rotto i coglioni. È il secondo fail che faccio, madonna. Devo riprendermi un attimo. Vabbè, dopo aver fatto vedere un gran fail in live, anzi, io ho voglia di vedere la chat che se mi stanno sputtanando. Ok, non c'è nessuno attivo online ora. Faccio, non mi stanno sputtanando. Dato che ci siamo, vi faccio vedere l'altro mio attacco che ho fatto. 2 stelle. Ok, questa è una difesa. Ecco, questo qua. Ecco, piccola parentesi, hanno ricambiato un po' il design delle Clan Wars. Sinceramente mi piace. Allora, dopo questa parentesi, guardiamo come ho penetrato sto tipo qua. Io non so, ogni volta che registro un attacco in live o faccio 49% o proprio faccio schifo da far schifo. Proprio fail prima fino in fondo. E qua inizierò a mettere i golemini per entrare al suo interno. Ok, prima naturalmente mettiamo qualche troppetta di paraculo per fare un po' di percentuale. E si inizia a penetrare. Ok, ho messo un po' di troppette di paraculo. E tra poco, ecco, partono i golem, maghetti che fanno pulizia sempre all'esterno. Eccole qua, le mie valchirie di merda. Un po' di furia, un po' di penetration. Sono uscite anche la mongolfiera con il mastino rompicoglioni. E guardate qua, come è andato giù così sciallo il town hall. Proprio cazzo mene. Cioè cazzo mene, te lo penetro. E qua il 50% è stato un gioco da ragazzi. Non so, ogni volta che devo registrare io devo far ma io in questo momento dentro sto bruciando. Ma male, ma tanto male sto bruciando. Vabbè, 54%, 55, 58, 59. E facciamo 60, 63, 64, 66, 67. E vediamo quanto sono arrivato. Fino a 70, sì, non si offre più di 70%. Ho fatto 70% con 2 stelle scialle. Vabbè, Kai, non pensarci ai figli di prima, non pensarci. Torniamo a casa. Ok, mancano ancora 41, mancano ancora 2 ore. Io ora esco e registro la ultima clip fuori casa. Sì, oh, stronzi, c'ho ancora una vita sociale, brutti bastardi. E vabbè, stanno attaccando il live. Ok, ce lo guardiamo. Questo qua è il numero 2 che ho appena entrato prima. Allora, questo qua si chiama Hank. E il nostro difensore è Matt la mela. Sto qua è veramente uno vecchissimo nel nostro clan ormai da secoli. Che pirla! No! Che stracazzo di Peck, no! Da quanti anni è che non vedo più Peck in Clan War? E quasi li utilizzerei anch'io per la prossima Clan War. Porca puttana! Oh cazzo, ce l'abbiamo nel culo. Ci hanno aperto e ok, stanno uscendo i scheletrini per rompere i coglioni agli eroi, però li hanno appena distrutti. Scoppia la bomba gigante. Ok, la regina punta il mastino. Cazzo, ha attivato il sorvegliante per nel momento giusto. Cazzo in culo, forse fa anche 2 stelle qua, mi sembra. Ai, siamo a 36% ragazzi. Aia, 100 dolor sul fondo schiena. Mucho dolor. Aia. No. Fail. Sento puzza di fail. Oh, muori sorvegliante. Muori. 43%. Qua comandiamo noi. Vabbè ragazzi, qua c'è un altro stronzo in live. Cioè, sta Clan War. No. Sì! Avete visto? I maghetti sono scoppiati con una bomba gigante. Ok, ditemi se questo qua non puzza da fail.
Ditemi se questo non puzza da fail. Mi sa che manco fa una percentuale qua. Comunque questi nuovi versi che sto facendo nei video li ho imparati in stage da una mia compagna di stage. Insomma, ogni volta che mi parla perciò la saluto tanto, ciao Giorgia. E sto amico qua sta filando. Beh, cazzo, 41% ha ancora il sorvegliante. No, non penso che faccia niente. Perciò torniamo a casa, ha fatto fail. Ok ragazzi, sono le 19:30. Ora esco con gli amici e io registrerò l'ultima parte del Clan War fuori. E noi ci vediamo. Tanto voi ci avete tutto il video continuato perché lo monto brutti stronzi. Io devo aspettare 2 ore. Perciò noi ci vediamo tra 2 orette ragazzi. Spero che questa serie di video vi piacciono sulle Clan War. Vi ricordo di supportarmi con tanti belli liketti, si dice liketti? Vabbè, fa niente, tanti like, avete capito. Puntiamo sui 15.000 like per questo video. Monelli, a dopo. Ok, la Clan War è finita, l'abbiamo vinta alla grande e li abbiamo stracciati. Allora non posso urlare ora perché praticamente i miei dormono dall'altra parte e fanno che cazzo c'è un figlio che urla a mezzanotte. Insomma ragazzi, questo era il video di oggi. Come al solito, se vi è piaciuto il video, like, commento e cerchiamo di arrivare almeno a 15.000 like. Se no vi like, commento 100.000. Mi occhi a mandorla mi piacciono.